essere. Libero da ieri Marino Occhipinti, 53enne, che faceva parte della sanguinaria banda della Uno Bianca e si trovava in carcere a Padova. Decisione del Tribunale di Sorveglianza, l'uomo era condannato all'ergastolo per omicidio, duri attacchi della politica. Si sposa con l'amico a Gran Canaria, ma per la curia è ancora sacerdote. Fa discutere la vicenda di un giovane fino a 2 anni fa, parroco nel Veronese. Autonomia, il senatore leghista Calderoli annuncia che la bozza del disegno di legge di iniziativa parlamentare è già depositato. Entro l'autunno, dice, il Veneto avrà la sua legge. Separazione Venezia-Mestre, il Consiglio dei Ministri rinuncia al ricorso davanti alla consulta contro la delibera regionale che fissava il referendum per il 30 settembre prossimo. Giovane stagista molestata in una banca dove serviva un progetto di alternanza scuola-lavoro e su tutto denunciato e licenziato, successo nel Trevigiano. Da tempo i Vigili del Fuoco di Padova denunciano la scarsità dei mezzi a disposizione e ora sono rimasti anche senza autoscale, la denuncia dei sindacati. Stasera è il primo dei 2 concerti di Zucchero a San Marco, piazza chiusa al transito dalle 19:15 al di là dei pili portabandiera, vigili in azione anche con transenne mobili. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, questi titoli, ma apriamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora, purtroppo un nuovo incidente stradale mortale, una nuova tragedia sulle strade del Veneto che si è consumata in tarda mattinata poco fa a Pozzonovo, nella bassa padovana, dove un camion per motivazioni, per una dinamica ancora ovviamente tutto da accertare, ha travolto, investito e ucciso una 81enne in via Roma, nel pieno centro del paese, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale. È successo poco dopo le 10, intervenuta ovviamente la polizia locale, allertata dai testimoni atterriti sul posto insieme ai vigili del fuoco e insieme alla SUEM. Purtroppo però per l'anziana non c'è stato nulla da fare. E adesso ancora a Padova, dove è dal libero da ieri Marino Occhipinti, il 53enne che faceva parte della cosiddetta banda della Uno Bianca e che si trovava in carcere a Padova. Ha deciso per la sua liberazione il Tribunale di Sorveglianza, per il quale l'uomo ormai è definitivamente pentito, era stato condannato nel 97 all'ergastolo per omicidio. Marino Occhipinti, uno degli ex poliziotti della banda della Uno Bianca, detenuto per omicidio nel carcere di Padova, da ieri è un uomo libero. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che gli ha notificato il provvedimento che gli consente di lasciare il carcere Due Palazzi, Occhipinti ha rivisitato in modo critico il suo passato, è pentito e non è socialmente pericoloso. Marino Occhipinti è in carcere dal 1994. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata durante un assalto alla cassa continua di una Coop in provincia di Bologna. Dal 2012 era entrato in regime di semilibertà e aveva iniziato a lavorare per una cooperativa di Padova. La notizia della scarcerazione di Marino Occhipinti è motivo di grande sconcerto. È il commento del deputato del PD Andrea De Maria al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Nel rispetto delle sentenze della magistratura e nella consapevolezza del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, ha detto De Maria, non si può non vedere che siamo di fronte a una decisione che a poco più di 20 anni dal processo sulla Uno Bianca conferma e rafforza l'idea di sproporzione fra i delitti compiuti da quella banda criminale e il percorso giudiziario dei colpevoli. Secondo il parlamentare PD, la Uno Bianca ha rappresentato più che una semplice episodio di criminalità, ma un'occasione di destabilizzazione della convivenza civile e delle istituzioni di Bologna. Nel dare la sua solidarietà ai familiari dei morti e feriti della banda, De Maria ribadisce che lo Stato dovrebbe prima di tutto stare dalla parte delle vittime della violenza, del terrorismo, della criminalità organizzata e del loro diritto ad avere giustizia. Un'altra vicenda destinata a far discutere in queste ore viene dal Veronese, di tutt'altro tenore. È la vicenda di un giovane parroco veronese, don Giuliano Costalunga. Fino a 2 anni fa era parroco di Selva di Progno sui Monti Lessini nel Veronese, che lo scorso aprile a Gran Canaria si è sposato con l'amico Paolo, ma il prete a quanto pare non ha mai lasciato il sacerdozio. A confermare questo è il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, che dice è ancora prete, lo confermo. È una vicenda molto triste per la nostra Chiesa, dice il prelato. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è andato
a farsi ordinare sacerdote altrove. Di sicuro, continua Monsignor Zenti, la sua è una vicenda personale difficilissima e tristissima, non ha chiesto di essere sollevato dal Ministero ed è quindi ancora un prete. Se non lo farà a breve, continua, ci muoveremo d'ufficio. E Monsignor Zenti è poi annunciato di andare a trovare nelle prossime ore proprio i parrocchiani, gli ex parrocchiani di Don Giuliano Costalunga. E allora la questione autonomia. Ieri abbiamo raccontato del sogno gridato a gran voce a Pontida. Intanto il senatore leghista Calderoli ha annunciato che la bozza del disegno di legge di iniziativa parlamentare è già depositato e dice, afferma, il Veneto avrà la sua legge entro l'autunno. Entro l'autunno il Veneto avrà la sua legge per l'autonomia. Ad annunciare questa importante accelerazione il senatore leghista Roberto Calderoli, primo firmatario di un disegno di legge di iniziativa parlamentare già depositato che di fatto prevede l'autonomia per il Veneto sulle 23 materie richieste. Viene così accantonata l'ipotesi di proseguire con una legge delega che avrebbe dato mandato alle Camere di emanare decreti legislativi sui singoli punti. Questo, spiega Calderoli, avrebbe richiesto un allungamento dei tempi. Con la proposta discussa dallo stesso senatore con il governatore Zaia, le materie verranno trasferite con voto parlamentare e il tutto sarà regolamentato dal decreto del Presidente del Consiglio. Calderoli, che ha annunciato questa novità dal Prato di Pontida, spiega come questo possa segnare una svolta e aprire la strada ad altre regioni che intendano ottenere l'autonomia. Ma il senatore va oltre e a chi gli chiedeva perché avesse deciso di partire proprio dal Veneto, rispondeva sottolineando come la richiesta di Zaia fosse stata la più chiara. Zaia, che proprio dal palco domenica a Pontida aveva detto a proposito dell'autonomia, ora o mai più. L'obiettivo è quello comune, per il Veneto autonomia subito, non abbiamo scuse, ora o mai più. Dall'autonomia alla separazione tra Venezia e Mestre, il referendum che è stato indetto il 30 settembre prossimo. La novità è che il Consiglio dei Ministri a Roma rinuncia al ricorso contro quanto aveva stabilito la Regione. Allora ci racconta nel dettaglio le conseguenze anche di questa decisione del Consiglio dei Ministri Tommaso Stoppa in diretta da Venezia. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia. La notizia è ottima per i sostenitori del referendum sulla separazione indetto per il 30 settembre. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinunciare al ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, un ricorso che era stato deciso dal precedente governo e che nel Consiglio dei Ministri di ieri è stato ritirato su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questo conferma quanto era stato anticipato anche dal Ministro dell'Interno Salvini, che il governo avrebbe fatto di tutto per spianare la strada a questa consultazione già indetta dal governatore Luca Zaia appunto per la fine di settembre. Ci sono delle reazioni da parte del Movimento 5 Stelle sia a livello nazionale, con il Ministro per i rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, che dice è stato riconosciuto il diritto dei cittadini del territorio di Venezia e Mestre di esprimersi sul riassetto amministrativo deciso per far fronte alle mutate condizioni sociali e economiche del territorio. Anche dal veneziano esultano i 5 Stelle. La neosenatrice Orietta Vanin dice la rinuncia al ricorso proposta dal Presidente Conte è un atto di giustizia nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Mestre e Venezia. Sullo stesso tono anche i comitati referendari. A questo punto appare in discesa la strada per votare il 30 settembre, anche se la certezza non c'è ancora, perché ricordiamo che oltre al ricorso alla Corte Costituzionale, che adesso non ci sarà più, c'è comunque un ricorso al TAR presentato dal Comune, per cui da qui potrebbe ancora arrivare una sospensiva. Per il momento è tutto, ulteriori informazioni nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie anche a Tommaso Stoppa. Torniamo alla cronaca adesso, è la tragedia consumatasi a Belluno, dove un 66enne Maurizio Agricola, pensionato, originario di Limana nel Padovano, ma residente da anni nel Bellunese, è morto
per uno shock anafilattico in seguito alla puntura di 2 calabroni. È successo appunto nel bellunese. L'uomo, una volta aggredito dai calabroni, ha chiamato disperatamente la moglie, ma non c'è stato nulla da fare. Le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari nel trasporto all'ospedale e l'immediata iniezione di adrenalina non hanno avuto esito, e quando è arrivato al pronto soccorso di Belluno per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Morto invece dopo 7 giorni di agonia la donna che sarà data a fuoco davanti alla mamma nel Vicentino. Isola Vicentina. È morta dopo 7 giorni di agonia all'ospedale di Verona, dove era arrivata con ustioni gravi in tutto il corpo. Mara Zamberlana, 53 anni, docente di musica in una scuola media di Isola Vicentina. Si era data fuoco davanti all'anziana madre con cui viveva, pare dopo una lite. La donna, al culmine della lite, sarebbe andata in un garage a prendere una tanica di benzina e poi si sarebbe data fuoco con dei fiammiferi. La mamma, di 77 anni, ha subito chiamato i carabinieri e l'ambulanza, ma quando la donna è arrivata in ospedale era già in condizioni molto gravi. Aveva ustioni sul 70% del corpo. È spirata questa notte. Nella Marca Trevigiana adesso invece per il caso di una stagista che ha denunciato di essere stata molestata dal suo tutor durante appunto uno stage in banca. Troppe attenzioni trasformate in molestie, e così il dipendente della banca passa dallo sportello al licenziamento perché le sue mire verso una giovane stagista erano passate oltre. Accade in un istituto di credito di Vedelago, quando la ragazza presenta una denuncia precisa, ricca di particolari. Era stata accolta nei mesi scorsi nella banca all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro, ma il suo primissimo impatto con il nuovo mondo è stato traumatico. Il suo tutor infatti ha cominciato con allusioni, ammiccamenti fino a insistenti proposte diventate insopportabili. Prima indecisa e impaurita dalle conseguenze, poi risoluta a raccontare tutto il disagio, prima a casa, poi ai carabinieri. Inequivocabili le loro indagini, tanto da spingere il Consiglio di amministrazione, preso atto della vicenda, ad avviare l'azione disciplinare che prevede il licenziamento. Temi economici, ma anche lo scontro con Francia e Germania e l'accoglienza a profughi al centro della puntata di ieri sera di Ring, il talk show del lunedì. Sui rimpatri si andrà cauti, si dice durante la trasmissione, la cosa scatena il caos in studio. A me non interessano le ONG, a me interessano le vite umane. Però posso finire un ragionamento di politica estera? Perché il vero problema è che noi abbiamo giustamente litigato, no? La linea è litigare con la Francia e la Germania, brutte e cattive. Perfetto, ma quali sono i nostri alleati? La Polonia e l'Ungheria? Che non hanno mai accettato un migrante. Non hanno litigare, si tratta di mettere le cose in chiaro. No, ma io chiedo. Possiamo fare un ragionamento sulla politica estera? Infatti, il vero problema è che noi ci stiamo alleando con chi non ne ha mai prese uno. Dopodiché sulla politica in campo del Mediterraneo io dico che bisogna assolutamente proseguire negli accordi con la Libia, ma io su questo siamo perfettamente, tanto è vero che Minniti non potete non ammetterlo perché lo ha detto addirittura Salvini, Minniti nell'ultimo anno, prima di Minniti abbiamo avuto dei problemi, è vero, assolutamente è vero, però non abbiamo raccontato storie, il problema è che noi non abbiamo arrivati 600.000, sai cos'è la differenza? È che noi non lo raccontiamo male, non avevamo mai detto che ne rimpatriavamo 500.000, ma oggi mi conforta il fatto che anche voi che siete al governo adesso la notizia di oggi per i telespettatori è che non ci sono più rimpatri. A proposito di migranti, la testimonianza di chi sabato scorso nel pomeriggio ha visto 4 profughi uscire dal cassone di un camion stremati dopo il lungo viaggio a Conegliano. Autista, sceso una volta dal camion, ha sentito dei rumori strani. A parlare è un testimone che sabato pomeriggio ha assistito al ritrovamento di 4 clandestini medio orientali stipati all'interno di un cassone di un camion guidato da un uomo dell'Est Europa. Il camionista, nella zona industriale di Conegliano, doveva consegnare del materiale ad una ditta quando, scendendo dal rimorchio, ha sentito dei rumori sospetti all'interno del suo mezzo. Il camionista, quando ha scoperto che all'interno del suo mezzo c'erano delle persone, è rimasto esterrefatto? Lui sì, è rimasto esterrefatto. Difatti è lui che ha chiamato la polizia. Ancora poche ore, probabilmente all'interno di quel cassone nessuno sarebbe sopravvissuto. Ormai l'occhio praticamente aveva la pupilla
dilatata e bianco, ormai mancava pochissimo e andavano anche loro. Quell'interminabile viaggio poteva rivelarsi fatale per i 4 migranti, una fuga dai loro paesi d'origine iniziata per disperazione, senza valutare a fondo i rischi che potevano correre. Cosa vi ha fatto pensare vedere delle persone così uscire da un camion in estrema difficoltà? Disperazione, affrontare un viaggio così e portarsi quasi al termine della vita è terribile vederli. I 4, probabilmente afghani e pakistani, sono stati trasferiti in pronto soccorso e poi in commissariato per le procedure di identificazione. Uno di loro è un minore non accompagnato, per questo sarà presto affidato ad una comunità locale. Non è ancora chiaro come i 4 migranti siano giunti fino alla Marca e soprattutto se il camionista abbia o meno un ruolo nella vicenda. Nel frattempo, in attesa di delucidazioni in merito, il tir è stato posto sotto sequestro. Continuano i problemi per i vigili del fuoco di Padova tra scarsità e inadeguatezza dei mezzi a disposizione. Sentite l'ultima denuncia dei sindacati. I vigili del fuoco di Padova sono rimasti senza autoscala. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base dei Pompieri, che da tempo punta il dito contro tagli che hanno ridotto il personale. Un personale costretto oltretutto ad operare con mezzi di soccorso spesso vetusti. L'assenza di un'autoscala, denuncia l'USB, mette a rischio elevato soccorritori e popolazione. Se ci sarà da evacuare uno stabile, si dovranno raggiungere i piani alti degli edifici attraverso le scale interne. Se si dovrà soccorrere qualcuno, non si potrà più entrare dalle finestre, ma si dovrà battere la porta di casa. Negli incendi ai tetti delle abitazioni si dovrà operare cercando di limitare i danni. In un anno i vigili del fuoco di Padova hanno scioperato per 4 volte e attuato anche un presidio alla Stanga per denunciare pubblicamente l'assenza di personale e l'inadeguatezza di mezzi nella quale sono chiamati ad operare. Ed ora il dramma dei lavoratori della Exo di Maserà. La loro azienda ha deciso di delocalizzare in Bosnia, loro da un mese dormono davanti alla fabbrica. Com'è il morale? È altalenante, quando siamo in gruppo si fa gruppo, poi non sei abituato a venire qua la notte, non sei abituato a venire qua quando gli altri sono al mare, il sabato, la domenica, le tue famiglie vanno e tu non sei con loro e di conseguenza dici cosa faccio qua e ti va un po' giù il morale. Da un mese vivono di fronte alla propria azienda oramai chiusa, 24 ore su 24, con il buono e con il cattivo tempo. Una decisione presa da quando a fine maggio ai dipendenti della Exto di Maserà è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della delocalizzazione in Bosnia e Erzegovina, una scelta aziendale che comporta il licenziamento di 56 persone, la disoccupazione di uomini e donne, a volte unica fonte di reddito per le proprie famiglie. È un turnover con tutti i disagi che può essere a livello di un presidio. Ci siamo organizzati a livello, sì, si può dire un po' un fai da te, abbiamo un po' di frigo, un po' di... Perché voi rimanete qui anche la notte? Sì, restiamo qui 24 su 24 a turnover. Il presidio durerà fino a quando non verranno chiuse le trattative. Attualmente le trattative si stanno svolgendo al Mise a Roma. Hanno fatto già un primo incontro la settimana scorsa e abbiamo un altro incontro questa settimana, il 4. E che notizie vi stanno arrivando da Roma? La risposta è stata che l'azienda non ha nessuna intenzione di ritirare i licenziamenti, quindi continuerà con la linea della chiusura e quindi c'è una seconda convocazione mercoledì al Ministero. E lì penso che sarà una giornata abbastanza decisiva per le nostre sorti. In provincia di Padova ci sono circa 400 posti di lavoro appesi a un filo, spesso di aziende in salute, a volte, come in questo, di aziende che preferiscono trasferirsi altrove, un fenomeno scoppiato nel padovano proprio mentre la crisi sembrava essere passata. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Domenica. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo adesso dei saldi estivi che cominciano in tutto il Veneto sabato 7 luglio, ma cominciano proprio nel momento in cui in questi giorni è scattata anche la stangata su bollette di luce e gas. Penso che non è mai più finita. La gente farà fatica a pagarli. Di solito era che quando d'estate calava i soldi da pagare, adesso invece hanno fatto la nuova formula che dobbiamo sempre pagare.
cittadino medio cosa deve fare? Cerca di difendersi in qualche maniera, di resistere e andare avanti. Non c'è mai un momento giusto per una stangata, ma questo è davvero il momento sbagliato. Bollette di luce e gas in impennata e la rabbia dei consumatori si mischia a quella dei negozianti perché sabato prossimo scattano i saldi estivi. Confcommercio stima che ogni famiglia spenderà in media per abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro, ma è una stima, peraltro inferiore alla media nazionale, altamente virtuale perché l'aumento delle bollette potrebbe pesare non poco sulla scelta degli acquirenti, in questi giorni alle prese con la stangata. Un furto ai danni del cittadino che paga le tasse. Non sono rassegnato, sono un po' irritato, voglio essere educato, irritato. Siamo veramente un po' pressati, lo siamo tutti, a tutti i livelli. E poi c'è dell'altro. In tutto il Veneto, attacca Confcommercio, contravvenendo alle regole che ne fissano l'inizio al 7 luglio, i più noti brand hanno fatto scattare i saldi già un mese fa. È successo e sta succedendo nelle grandi catene e negli outlet, soprattutto sul fronte del commercio elettronico, che dilaga sempre di più in un mondo senza regole. Tempi duri per tutti, insomma, a partire da chi dovrebbe mettere le mani nelle tasche. È assurdo, però è la realtà che dobbiamo pagare. Ma quindi secondo lei ci dobbiamo un po' rassegnare o... E cosa fare a questo punto? A chi rivolgerci? È tutta una presa in giro che ci danno, ci comunicano anzi. A Padova di nuovo adesso per parlare della Certosa di Vigo d'Arzere, un monastero del Cinquecento che è in completo abbandono. La sua storia è secolare, ma ora rischia di essere cancellata dal degrado. Questo monastero, per 200 anni, fu un importante centro di preghiera e meditazione. La Certosa di Vigo d'Arzere, che si trova su un'ansa del fiume Brenta, risale addirittura al 1560, ma ora è in abbandono e rischia danni permanenti. Lungo l'itinerario del Brenta e la pista ciclopedonale da 38 km che collega Ponte Vigo d'Arzere a Carbignano, la Certosa va recuperata. Versa in condizioni pietose, praticamente c'è una giungla di erbacee dietro l'entrata principale che si stanno mangiando la muratura portante. Questi gioielli architettonici dovrebbero essere conservati attraverso l'aiuto delle istituzioni in primo luogo. L'appello al Comune è perché si accordi con la proprietà e faccia di tutto per reperire i fondi per mettere in sicurezza le mura e gli spazi interni e per aprirla al pubblico, magari coinvolgendo il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che recentemente ha rilanciato Villa dei Vescovi a Luvigliano. Dovrebbero e potrebbero venire addirittura tutto il mondo per visitare questo monastero certosino del 1600. Quindi noi chiediamo che non vada in oblio questa struttura, ma al contrario il nostro è un grido d'allarme per cercare di salvare questa struttura. Durante le due guerre la Certosa divenne caserma, polveriera e perfino rifugio per gli sfollati che abbandonavano la città in seguito ai bombardamenti. Ora non mancano le proposte avanzate dai cittadini per l'utilizzo futuro. Un ostello della gioventù potrebbe essere questo, un ostello della gioventù particolare con uno spazio museale, poi si potrebbe ricavare naturalmente anche un bar, un ristorante per dare conforto ai pellegrini e a tutti i viaggiatori, i turisti che vengono, insomma anche una biblioteca. E ora parliamo del grande appuntamento di questa sera, tutto pronto a Venezia per lo sbarco in piazza San Marco di Zucchero, il primo dei due concerti di The Best Live, il tour che sta seguendo Zucchero questa sera e poi domani il bis, il nuovo concerto sempre in piazza San Marco, quindi grande attesa per l'evento con il quale torna dopo 7 anni di assenza in piazza San Marco la grande musica pop, rock ma anche blues. Ovviamente l'ordinanza è scattata per limitazione della presenza all'interno di piazza San Marco, la piazza sarà chiusa al transito dalle 19:15 al di là dei pili porta bandiera e i vigili saranno pronti ad agire anche con transenne mobile per far rispettare l'ordinanza, ma non c'è solo Venezia ovviamente, allora al via anche Marghera Estate. Sarà il concerto del trio Bobo a dare il via alla nuova stagione di Marghera Estate che si aprirà mercoledì, un tradizionale appuntamento che quest'anno ha l'ambizione di far convogliare oltre al pubblico affezionato anche uno più vasto proveniente dalla cintura metropolitana. Abbiamo lavorato fin dall'inizio sul territorio metropolitano in termini di comunicazione, sia lavorando sui social ovviamente, ma anche con le affissioni. Siamo stati veramente in tutte le città della città metropolitana e speriamo di attrarre un pubblico molto più ampio di quello strettamente urbano della città di Venezia. Anche per questo il Comune ha introdotto una novità. Dopo i concerti ti portiamo a casa noi, è lo slogan che annuncia la possibilità per chi andrà a vedere gli spettacoli di lasciare a casa l'auto.
Abbiamo pensato in modo particolare non solo ai cittadini e ai residenti, ma abbiamo pensato anche ai turisti che sono sempre più numerosi in questa parte della città, per cui abbiamo pensato ad una corsa supplementare alle 23:45 o comunque alla fine dello spettacolo serale, che porterà il pubblico che dovrà recarsi in centro a Mestre e da qui direttamente in zona stazione o al centro di Mestre. A luglio si darà spazio alla musica con artisti di grande spessore, 16 appuntamenti in programma gratuiti, tranne le opere liriche, e dal 2 agosto all'8 settembre il cinema sotto le stelle. Tra i nomi noti Pittura Style, Rumatera, Herman Medrano e i membri di Dollywood. Quest'anno abbiamo voluto provare anche a introdurre degli elementi di cabaret nel nostro spettacolo, quindi ci sarà una commistione tra video, proiezioni, artisti famosi americani che parlano, ma in realtà siamo noi che parliamo sul palco e interagiamo col pubblico. Non mancherà lo staff del Teatro La Fenice. Questa stagione, grazie anche all'organizzazione curata in questo caso dall'Associazione Ex Dipendenti del Teatro La Fenice, siamo riusciti a proporre qualche cosa anche di leggermente diverso, quindi non vedrà solamente alcuni brani lirici con alcuni cantanti lirici da Verdi a Cara, Bizet, ecco, però ci saranno anche 2 musicisti, un pianista e un violinista, e in più uno spettacolo con coreografie di danza. Nel mese di luglio ci sarà anche un piccolo mercato enogastronomico. Patologie cardiache, quali sono le terapie chirurgiche efficaci? Ne parliamo a ore 13, fra pochissimo, con il dottor Giuseppe Minniti, cardiochirurgo dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Come sempre potete intervenire in diretta per le vostre domande allo 0422 16 26 798 oppure scrivere una domanda sulla pagina Facebook di Antenna 3. E poi questa sera 20:10, come sempre dopo il telegiornale, per i riflettori puntati ovviamente sull'attualità, dalla politica all'economia, con Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico in Regione, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, sempre in Regione. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo via via più instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 3 luglio. Sul Veneto al mattino qualche rovescio solamente sul Bellunese, ampio soleggiamento invece altrove. Col passare delle ore temporali frequenti anche sui restanti settori della nostra regione, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche acquazzone al mattino soltanto sui settori alpini, qualche spazio soleggiato in più invece altrove. Dal pomeriggio peggiora un po' ovunque con fenomeni localmente anche moderati. Migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 18 e 21 gradi. Massime comprese invece tra 29 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione, con rovesci e temporali piuttosto frequenti sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni in cessazione comunque entro la serata. Temperature minime comprese tra 15 e 19 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.